carabinieri hanno eseguito in provincia di Cosenza un'operazione contro lo sfruttamento della prostituzione minorile, arrestando 16 persone a Corigliano Calabro, Cassano Ionio, Rende e Rossano. Alcune delle persone coinvolte nell'operazione, denominata Flash Market Carne da Macello, tra cui alcuni professionisti e commercianti insospettabili, pagavano di più pur di incontrare ragazze alla prima esperienza sessuale. La location è quella di Isola Capo Rizzuto, contrada Cardinale. Qui stamattina è avvenuta la trebbiatura su circa 9 ettari di terreno confiscati al clan degli Arena e il primo raccolto su questo bene riconsegnato alla comunità. Con il grano raccolto oggi si produrrà la farina che la cooperativa panificatori di Isola Capo Rizzuto utilizzerà con una degustazione dei prodotti ottenuti. Dopo un fine settimana da dimenticare sulle strade crotonesi con 3 morti e circa 16 feriti, inizia la campagna di sensibilizzazione voluta dall'associazione Gianfranco Greco. È stato presentato ieri infatti il video spot dal titolo Guida con prudenza, corri solo in campo, realizzato interamente dalla struttura di produzione della nostra testata CN24.tv, in collaborazione con l'FC Crotone e le forze dell'ordine locali. È stato presentato nella serata di ieri il nuovo allenatore della Regina, Roberto Breda, che ritorna sulla panchina Amaranto dopo un anno passato alla guida della Salernitana, con cui ha conquistato la finale playoff di Prima Divisione, sconfitto dal Verona di Mandorlini. Breda aveva già allenato la Regina dal febbraio 2010.